Oh, primo vlog del 2021. Acqua, tac. Guanti che non si sa mai possono riservire ancora. Tac, sono per me i guanti. Ciao, sì, ci sei anche tu. Ciao, saluta YouTube. Ciao amici, ciao. Ok, guanti che adesso me li metto. Batteria che mi servirà. Fermo, ok. Gel igienizzante mani. Tac. E sacchetti pronti. Tac. Mettiamo di qua. E ovviamente immancabile bicicletta. Ciao a tutti! Sì, voglio far iniziare questo vlog da qui. Un posto per me importantissimo. La palestra di Campagnola. Non so che capelli io abbia, ho la fascia in testa, non ho il berretto, quindi perdonatemi i capelli alla Bob Marley o alla Telespalla Bob per tutto il video. Mascherina ovviamente ce l'ho. Me la abbasso, sono da solo per farvi leggere il labiale. Come nell'altro video, vi ricordate? Voglio lanciare un bel messaggio. Durante questi giorni in cui la regione Veneto è zona arancione e non ci si può muovere dal proprio comune, ho pensato di fare una bella cosa, una bella iniziativa che ovviamente non ha niente a che fare per un canale come il mio che si occupa di ciclismo, sport, motorsport, sport vlog, ma un qualcosa di sociale, un messaggio positivo voglio lanciare. Ed ecco perché oggi, in questa domenica di gennaio, un gennaio 2021 dove non si vede neanche un raggio di sole, voglio far pulizia della spazzatura che come vedete c'è in giro. Quindi iniziamo subito. Come avete visto, prima vi ho fatto vedere cosa mi sarei portato dietro nello zaino e i sacchetti sono i protagonisti per la giornata di oggi. Prima ho preso però il guanto perché non si sa mai la spazzatura che percorso abbia avuto prima di finire nelle mie mani. E cerchiamo di fare un po' di pulizia, soprattutto di questo luogo, che adesso vedrete anche cosa combinano e cosa trovo qui ogni mattina e ogni sera quando porto fuori Aieie, che avete visto a inizio video. Pacchetti di sigarette. Io spero che tra anche 10-20 anni, mozziconi, ci sia meno gente che fuma. Sì, ok, erano vintage, erano bellissime le livree in MotoGP, in Formula 1, delle automobili. Sì, la Ferrari, la McLaren, la Ford Jordan, sì, anche la Williams, l'ultima monoposto di Ayrton Senna, Reutemanns, ma che ricordi. Però non bisogna inquinare, mamma mia che disastro, che schifo. Ovviamente poi butterò a lavare anche i guanti. Guardate che schifo, che schifo. Eccoli qua, i primi cocci di vetro, bottiglie di vino. Tanto comunque lì ci sono le telecamere, quindi se l'amministrazione comunale del comune di Brugine vuole guardare chi ha rotto questi cocci di bottiglia, guardate, dalle telecamere si vedrà e forse si risalirà al colpevole. Che schifo veramente, ma come si fa? Guardate, vetro ancora. Per fortuna, essendo un ciclista, mi accorgo subito del vetro che c'è per terra, perché con Aieie sarebbe un attimo che si facesse male alle zampe. E molto spesso passiamo qui, anzi quasi sempre passiamo di qui, e vedere questi cocci per terra, ma giorno anche dopo giorno, cioè ogni settimana avevano anche pulito e ritornano. Vuol dire che qualcuno qui è recidivo, è sempre lo stesso autore che spacca continuamente le bottiglie qui di sera, o quando è pomeriggio, mattina, incivili. Ok, c'è già, come potete vedere, del materiale e sarà lunga fare quasi tutta la Campagnola, però dai, ci impegniamo. Beh, diciamo che ho visto questa iniziativa che è partita dalla Svezia 5 anni fa, nel 2016, e questa attività prende il nome di plogging, ovvero è la fusione tra due discipline, block up, ovvero raccogliere se non mi sbaglio in svedese, e appunto jogging. Questi runner cosa che fanno? Si allenano e durante l'allenamento si portano dei guanti, come avete visto quelli che io indosso, dei sacchetti, e raccolgono la spazzatura durante il loro allenamento. Quindi è un'attività che fa molto bene, perché oltre al normale cardio, oltre alla normale attività cardiocircolatoria, viene svolto anche l'esercizio dello squat, quindi vengono attivati muscoli ischio-crurali, muscoli abduttori, muscoli adduttori. Quindi mi chino, prendo il materiale, come vedete è pieno di sporcizia, merendine, prendo e metto dentro. Semplice, no? Quindi è veramente un'attività 2.0.
sto su questo ciglio della strada, così vediamo se ne trovo altra. Fin là però ragazzi non riesco ad addentrarmi, natura non me ne volere. E non vorrei sbagliarmi, ma nel Salento, in un comune, è stata adottata questa iniziativa. Ecco un'altra carta, non faccio neanche ora iniziare un discorso che già devo fermarmi con la bici e raccogliere. Questa iniziativa che è anche pericoloso qui, perché l'altra volta con Aieie abbiamo trovato delle nutrie, ci stavano correndo dietro, siamo scappati sia io che Aieie. Vabbè ragazzi, non riesco a iniziare un discorso perché come vedete qua è il disastro, veramente l'inciviltà. Finché come vedete è della cacca, si trasforma in humus, quindi è anche fertile per la terra. Cioè ragazzi, Burger King, come vedete, vediamo se riesco a prenderla. Allucinante. Vi stavo dicendo quindi che in un comune del Salento in Puglia è stato attivato, è stato inventato questo termine, il Connect Coastal Walk, se non mi sbaglio, e dove appunto delle persone camminando per il comune salentino, mi sembra Secli se non mi sbaglio, ciò che vedono di rifiuti per strada, armati di un sacchetto e dei guanti, lo prendono e lo raccolgono. Comunque ragazzi, a 300 metri ho quasi fatto un sacchetto, è una roba incredibile. Guardate, mascherina. Io quello che mi auguro e spero, che magari non vado al puntare il dito contro, ma spero che magari questo potrà essere capitato anche a me. Camminavo sbadatamente, cerniera aperta del giubbotto, della giacca, metto la mano e mi scivola. Ma buttare volontariamente qualcosa per terra, buttarlo apposta, non penso sia il massimo. Oh ragazzi, non faccio neanche ora a tempo a montare in bici, che devo già smontare. Dato che non ho la bacchetta lunga 80 cm per prendere i rifiuti, quello che riesco a raccogliere raccolgo, altrimenti se qualcuno ha una bacchetta e vede il video dovrà prestarvela. Facciamo un altro giro, ovviamente mantenendo la distanza di 1 metro interpersonale, e raccogliamo i rifiuti. Guardate che roba, guardate, plastica. Comunque avete visto questa marca, ok? Vi racconto un aneddoto. Nel 2006 Valentino Rossi, oltre ad Agostini, il grande portabandiera dello sport motociclismo in Italia e nel mondo, 15 mondiali Agostini e 9 volte campione del mondo Valentino Rossi, lo stesso pilota di Tavuglia nel 2006, Yamaha, gli appassionati possono ricordarsi che il team era giallo e vestiva appunto lo sponsor Camel. Vedendo le gare da appassionato, ero un bambino, ragazzino, sì già ragazzino, e vedevo lo sponsor e mi stava quasi venendo voglia di provare questi prodotti il male. C'erano i ragazzi che magari giocavano a calcetto con noi, a pallone con noi, che fumavano e avevano queste Camel, e io vedevo il pacchetto. Già a me piace il caldo, il deserto, i cammelli e vedendo queste cose ero sempre più incentivato, però per fortuna ho resistito e ho fatto bene, anche perché per voi magari amanti del motorsport qui sul mio canale sapete che nella Parigi-Dakar è stata sponsor della Peugeot 205, quindi vi ricordate Camel con la Peugeot. E per fortuna che ho resistito, che non ho mollato. Ragazzi, scusate se non vi guardo, però devo guardare se ci sono dei rifiuti. Per fortuna quindi che ho resistito, va, per fortuna. Oh, sempre tabacco, cartine. Guardate quante cicche invece qui, guardate quante, pazzesco. Ciao, Ciao. facciamo il video.
Sì. Si sente anche il suo nuovo. Ciao a tutti. Sì, seguo. Come siete? Campagnola, dato che sono di Campagnola e non ci si può muovere da Campagnola e Brugine, pulisco, cioè faccio del bene per il mio paese, cioè cerco di pulire. Bravo. Sei sul post. Ciao, siamo in diretta? Dopo devo montare il video e lo vedrete su YouTube. Ciao. Ciao. Devo guardare per vederlo. E... Come sei che te hai detto? 4 lettere M-U-I-A. 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 Sì, mi ci vorranno 2-3 settimane per montarlo. Muia. Sì. Ciao Sì, però devo registrare tanto. a tutti. Ciao, buona domenica. Comunque ragazzi, giusto per dirvi, avevo la mano piena di sigarette, di mozziconi di sigarette, guardate. Non so se si vede, però guardate qua, è pieno. Guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Incredibile. Guardate, sembrano margherite. 10, 11, questa se la sta già mangiando la terra. Questa se l'è mangiata, se la sta già mangiando. Guardate che roba. Non mi stanno più nella mano ragazzi, non mi stanno più. Oh, non mi stanno più, guardate che roba. Boom. Ciao Luna. Qua ne avrò un'altra ventina. Bene, primo episodio de Pulisci il tuo paese in questo primo vlog del 2021. Ma come sarà andata a finire? Quante immondizie avrò raccolto? Ma soprattutto, quanta strada avrò fatto alla fine? Facciamo così, se tu metti un bel mi piace qui sotto a questo video, vedi, col pollice in su, ti iscrivi al canale. Sì, perché? Te lo spiego subito. Ho creato questo contenuto per te, che l'hai appena visto, totalmente gratuito. Non hai tirato fuori neanche un soldo e va bene così. Quindi la tua iscrizione è un gesto che mi farebbe un grandissimo piacere. Ti faccio un esempio. Immagina di andare al ristorante, ok? Entri, ti siedi, guardi il menù, ordini, mangi, degusti il tutto, ti alzi, sazio e te ne vai. E dici: ciao ragazzi, grazie di tutto. Tutto buono, tutto a posto, buonasera, alla prossima, ciao, grazie. No, non penso funzioni così, ok? Quindi la tua iscrizione al canale qui sotto è gratuita, totalmente gratis. Cioè, nessun disturbo, solo il tempo di un click è a posto. In modo da poter portare in futuro ulteriori contenuti e soprattutto vedere quanta immondizia avrò raccolto alla fine di Pulisci il tuo paese, questa miniserie. Sì, ovviamente non c'entra col motorsport, col ciclismo, sport vlog, però è una cosa utile che tutti i canali secondo me dovrebbero fare. Chi si occupa di falegnameria, chi si occupa di idraulica, chi si occupa di fotografia, chi si occupa di calcio, qualsiasi content creator. Ti ricordo inoltre anche l'iscrizione al mio canale Telegram. Telegram è un'app di messaggistica che in questo inizio di 2021 sta facendo parlare molto di sé per il discorso di privacy legata a un'altra app di messaggistica. Bene, in questa app Telegram, cercando @ Cosimo Muglia, troverai il mio canale. Iscriviti così non perderai nemmeno una notifica e lì troverai tutti i miei video. Ci conto. Spero infine che questo video, come quelli a seguire, siano utili, possano lanciare un significato positivo appunto per non sporcare il nostro pianeta Terra, e questa attività che ho appena fatto magari possa essere copiata da alcuni di voi appunto per fare pulizia nel vostro comune. Detto questo ragazzi, un saluto da Manuel Cosimo Muglia per gli amici Johnny 3, dai che andiamo e ci vediamo al prossimo video, ciao!